buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 17 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Avremo collegamenti aperti con tutto il territorio regionale, da Belluno a Vicenza. È stato un Ferragosto segnato da tanti fatti di cronaca, anche da tante tragedie. C'è una comunità in particolare che vive ore di angoscia, è la comunità di Asolo. Ore di angoscia per le condizioni di salute di Nicola Maggiotto, il 21enne picchiato dal branco a Barcellona. Si trova in condizioni davvero critiche nell'ospedale spagnolo. C'è un'intera comunità che si interroga. Per noi ad Asolo c'è Lucio Zanato che fin dall'inizio sta seguendo questa storia che carica appunto di angoscia ma anche di speranza un'intera comunità. Non so se mi senti, Lucio. Lucio forse non è ancora collegato, chiedo anche alla regia. No, non ci sono per il momento segni. Vi dico già che Lucio ha anche incontrato pochissimi minuti fa l'amico che si trovava con Nicola, Giuseppe Siben, che ha rilasciato a Lucio delle dichiarazioni precise su quella serata movimentata, drammatica, con questo ragazzo per l'appunto 21enne ridotto in gravissime condizioni. In Spagna in queste ore si trovano i genitori di Nicola Maggiotto, ma ora lo vedo pronto il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio da Asolo. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui in via Marconaia, al numero 12, nella casa della famiglia Maggiotto, perché sono ore veramente di apprensione per la situazione di Nicola Maggiotto, il 21enne che è stato aggredito tra il 12 e il 13 agosto a Barcellona. Una storia che ha ancora tantissimi punti di domanda, e devo dirvi anche che in questo momento ci siamo appena collegati, abbiamo appena terminato un'intervista, una lunga intervista con Giuseppe Siben, che è l'amico che ha soccorso per primo, ha cercato di soccorrere Nicola una volta aggredito da questo gruppo di spagnoli, però chiaramente di sembianze nordafricane, con cui appunto sono venuti in contatto. Una vicenda, ripeto, ancora tutta da chiarire, però proprio per ripartire da dove eravamo rimasti ieri sera, sempre qui a casa via Marconaia, a Casella d'Asolo, sentiamo che cosa ha detto alla nostra Daniela Sezia ieri sera il papà di Nicola Maggiotto, ovvero Daniele. Nicola è stazionario, sempre con, come si dice, sotto coma farmacologico, e sì, è sempre stabile. So che avevano provato un po' a rallentare, però adesso non so se mi ha detto la dottoressa che è stabile. Le hanno detto che cos'è accaduto gli amici di Nicola? Sì, su per giù, sì, mi hanno detto che sono usciti da questo locale all'inizio di sera. Lui ha sentito dei rumori, ha visto che mio figlio e questo si stavano già, penso, toccando, ma non in maniera drammatica, e ha visto uno da dietro che ha colpito Nicola da dietro, e sembrerebbe, loro hanno visto un pugno, la mano chiusa, una roba del genere, così mi hanno spiegato, e dopo lui è subito intervenuto, e dopo da lì è nata la lite con 10-12 di loro contro lui e l'altro. Non si conoscevano con questi ragazzi? No, niente a che vedere con questa gente. Quindi loro sono stati praticamente però aggrediti? Non c'è una motivazione seria da dire, da quello che mi hanno detto i ragazzi, non si sa per il momento, anche perché mio figlio era staccato con qualche metro da quello che è intervenuto per provare a difenderlo. Che idea si è fatto lei di questa cosa? Suo figlio era in vacanza in Spagna, a Barcellona, per fare qualche giorno di vacanza, si è trovato. Ma io non saprei dire.
mi danno l'idea che per me che mi apre gli occhi, mi guardi e che possa parlargli. Per me è l'unica cosa che rimane a me, che ho in questo momento. Niente, per adesso dico che sono cose assurde. Per me è un'assurdità queste robe qua. Che danni ha subito suo figlio? Danni, loro mi hanno detto che ha 2 contusioni sul cervello, però i medici qua non ti dicono niente di più di così. Lei rimarrà là in Spagna ovviamente fino a quando suo figlio... Certo, no, chi si muove da qua, no, viene a casa con me, assolutamente. Le novità della notte è che Nicola pare abbia passato una notte tranquilla e comunque sedato. Il papà ha detto che ha incontrato un'infermiera e gli ha detto se crede in Dio è meglio dire anche una preghiera, e qui devo dire che c'è tanta apprensione, tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia Maggiotto. Oggi qui a Casella d'Asolo è anche festa dell'Assunta, però c'è poca voglia di divertirsi dopo quello che è successo, perché ripetiamo è un fatto che non ha alcun perché al momento. Tanto vero che noi abbiamo sentito appunto Giuseppe Siben, che è il giovane, l'amico che è intervenuto praticamente subito una volta che Nicola è stato colpito da uno dei 12 spagnoli che l'avevano accerchiato. La dinamica sostanzialmente è cominciato tutto sostanzialmente a gruppetti di persone che parlavano tra di loro. Una cosa importante è che Giuseppe Siben tende ad escludere ogni coinvolgimento con la situazione di Ceuta, quindi con l'immigrazione, però ha sottolineato nella nostra intervista che sentiremo questa sera che secondo lui comunque le cose sono cambiate quando hanno capito gli spagnoli, hanno capito che avevano a che fare con degli italiani. In ogni caso, ripeto, tutta la popolazione, tutta la comunità di Asolo si stringe intorno alla famiglia. Ieri c'è stata la solidarietà dell'amministrazione, ma poi c'è una vicinanza da parte anche di tutte le forze politiche, non solo di Asolo, ma anche di tutta la provincia di Treviso e anche della regione Veneto, con diverse prese di posizione da parte dei nostri amministratori. Prima di ritornare alla linea allo studio, però un piccolo tratto, un accenno dell'intervista che daremo stasera a Giuseppe Siben la vogliamo lanciare anche perché lui stesso lancia un'iniziativa proprio a favore di Nicola, una fiaccolata. Le sue parole e poi linea allo studio. Voi state già organizzando qualcosa per Nicola? Sì, mercoledì sera ai campi da rugby di Asolo ci sarà una fiaccolata appunto per Nicola, per unirci tutti insieme e pregare per lui. Una fiaccolata, un momento di preghiera, perché appunto sono ore di angoscia ma anche di speranza ad Asolo per le sorti di Nicola Maggiotto, e c'è un'altra comunità trevigiana sconvolta nel lutto, nel cordoglio per la morte ieri sera in un tragico incidente stradale del parroco Don Lino Bertollo, che era parroco di Onigo e Pederobba. Ci colleghiamo proprio ora con il nostro Filippo Fois, che si trova a Onigo con il sindaco Marco Turato. Per la parte tecnica c'è Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Salutiamo anche e ringraziamo il sindaco di Pederobba Marco Turato. L'incidente mortale in cui ha perso la vita Don Lino Bertollo si è verificato attorno alle 4 di pomeriggio, credo sulla Feltrina. Lei quando ha saputo la notizia? Subito dopo praticamente, perché chi è intervenuto aveva il mio numero di telefono, mi ha chiamato immediatamente per darmi questa, direi, triste notizia, ma più che altro ha scosso e sottoscritto e tutta la comunità di Pederobba. Da quanto era qui Don Lino? Don Lino è arrivato 3 anni fa a prestare servizio nella parrocchia di Onigo di Pederobba, però c'è stato un legame immediato con tutta la comunità, dai giovani ai meno giovani, è riuscito a coinvolgere tutti quanti attorno alla chiesa. Che cosa aveva di speciale Don Lino per riuscire anche a coinvolgere i giovani, diciamo un ampio raggio di popolazione?
ma il suo segreto secondo me era che riusciva ad essere un amico di tutti, il sorriso, la pacca sulla spalla, la battuta pronta, era di una simpatia unica e con questo conquistava anche i nostri giovani. Oggi qui abbiamo visto diverse persone che sono venute quasi a rendere omaggio, a cercare di trovare un senso a una tragedia che chiaramente non ne ha. Come proseguirà adesso la vostra comunità senza il parroco? Innanzitutto è persi, perché è un punto di riferimento per tutta la comunità, per le parrocchie appunto di Onigo e di Pederobba, per cui questo senso di smarrimento colpisce il sottoscritto ma l'intera cittadinanza dei nostri due paesi. Lonigo era originario di Casone di Mussolente, poi era stato parroco in diverse parrocchie, a Peseggia di Scorzè nel Veneziano, poi a Gordigiano, sempre a Scorzè, e poi era arrivato qui a Santa Maria e San Zenone. A Onigo, lei si è fatto un'idea di che cosa possa essere successo ieri pomeriggio? Delle notizie che ho mi dicono che sia stato un malore, come è successo mi hanno descritto appunto la fuoriuscita della macchina lentamente e di conseguenza presumo abbia subito un malore ed è successo quello che è successo appunto. Grazie a Marco Turato, sindaco di Pederobba. Direi che da Onigo è tutto, ti restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, grazie anche al sindaco di Pederobba Marco Turato. Pederobba appunto sono ore davvero difficili per la perdita di Don Lino Bertollo. Noi abbiamo diversi collegamenti aperti con tutto il territorio. Chiedo al nostro Mattia Pizzaia in regia con Marco Gagliazzo se ci sono altri collegamenti. Sì, vedo pronto da Lonigo Daniele Garbin con Andrea Benetti per la parte tecnica. Lonigo, un'altra comunità sconvolta da una tragica perdita. Ieri un gravissimo incidente costato la vita ad una 56enne molto nota in città. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te Cristian, siamo in compagnia del sindaco Pierluigi Giacomello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, la vittima è una 56enne, Marianna Bernardi, era un'impiegata comunale alle nostre spalle, siamo col sindaco sia a nome della comunità e anche del ruolo che svolgeva qui, era responsabile dell'economato, era una persona assolutamente di riferimento, al di là della responsabilità ma anche della persona. Ecco, noi abbiamo ricostruito, vi diamo subito il servizio che ricostruisce quanto è accaduto durante questa tragedia, una tragica fatalità nel giorno dopo Ferragosto in compagnia della famiglia, era lì in Trentino e in modo sereno stava aspettando questo momento e intanto il servizio. E praticamente questa signora col figlio stavano scendendo giù in diga, il ragazzo, la signora è scivolata, è caduta in acqua, erano su un salto di roccia, il figlio si è buttato per andare a prenderla, però lei era contusa, insomma noi siamo arrivati a pelo a prenderli con la barca della diga. Uno dei primi soccorritori racconta la dinamica della tragedia al laghetto di Speccheri, in Vallarsa, in Trentino, a pochi chilometri dal Pian delle Fugazze. A perdere la vita è stata Marianna Bernardi, 56 anni, stimata impiegata del comune di Lonigo. La donna stava trascorrendo la giornata in montagna con il marito Andrea Sandri e i figli, quando, durante la risalita dalla zona del lago, ha perso l'equilibrio in un tratto particolarmente impervio, precipitando per alcuni metri, battendo la testa e finendo in acqua. Il figlio Riccardo, che ha assistito alla scena, si è immediatamente gettato nel bacino, nel disperato tentativo di salvarla. Un gesto istintivo e coraggioso, purtroppo inutile. All'arrivo dell'aereambulanza di Trento, il giovane era stato già tratto in salvo dai vigili del fuoco volontari di Vallarsa, mentre per la madre non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della disgrazia, coordinati dal procuratore di Rovereto, Orietta Canova. Dunque, anche per Riccardo si è temuto il peggio.
Perché rischiavano anche... Perché erano dentro in acqua con gli zaini e tutto che li tiravano giù, il figlio tirava sulla mamma, teneva la mamma. Perciò ha rischiato anche il figlio? Noi abbiamo preso il figlio al pelo. Perché? Ma quanto fondo è È una domanda che non saprei risponderti. Perché voi siete di Vallarsa? Noi siamo di Vallarsa. Siamo arrivati lì in due con la barca della diga e il custode che ci ha portati sotto, l'abbiamo caricata al volo sulla barca, siamo andati al pelo per prendere il figlio. Perché mentre il marito padre e l'altra cosa aveva un altro figlio più su? Provavano a fare un altro sentiero perché era troppo difficile quello lì. Ecco, allora mentre sarà necessario ovviamente del tempo per ricostruire esattamente l'accaduto e forse sarà necessaria anche l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte, se è avvenuta per annegamento o per le botte riportate nella caduta, ecco questo poi sarà nei prossimi giorni l'evoluzione di quanto accade. Resta che la notizia è arrivata come una bomba, proprio mi stava parlando adesso il sindaco che non ci credeva nemmeno proprio al primo momento, era attesa oggi, era il primo giorno di lavoro, soprattutto una persona non solo inserita con responsabilità in comune ma anche nella sua comunità qui a Lonigo, è vero? È una notizia che purtroppo ci lascia tutti veramente completamente sconvolti, sia per le modalità in cui è successo questo dramma che soprattutto per la persona che è Marianna, una persona solare, sempre positiva, sempre sorridente, una brava persona, tra l'altro un'ottima madre in famiglia che era molto attaccata alla propria famiglia ed era anche attiva nelle attività di volontariato per il comune, insomma una grossissima perdita per tutti noi. Ecco, ovviamente ora saremo anche in attesa di avere novità dal punto di vista del funerale, tutto prematuro. Lei ha sentito qualcuno, i parenti, le persone? No, in questo momento l'unica cosa che abbiamo è un grande dolore di cui non riusciamo a capacitarci, poi il dolore va rispettato. Va bene, intanto ringraziamo il sindaco per la cortesia. Io direi con questa purtroppo drammatica notizia restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbin con Andrea Benetti per la parte tecnica. Ora ci spostiamo in Friuli, in Carnia, territorio che in questi giorni non sta conoscendo davvero pace, una raffica di incendi, la mobilitazione è continua. Siamo in grado di collegarci con la Carnia, con il nostro Omar Costantini. Omar, buongiorno, dove ti trovi per la precisione? Sì, buongiorno, prendiamo la linea proprio dal comune di Amaro dove è in corso l'incendio che è quello che sta interessando di più per quanto riguarda i mezzi di soccorso, il monte Amariana. Quello che conta al momento l'incendio più grosso è in cima alla montagna, mentre i focolai in pianura sono tutti sotto controllo e in questo momento non portano, diciamo, un certo tipo di pericolosità, anche se ripetiamo tutto è sotto controllo. Stanno operando i mezzi aerei, ci sono 2 elicotteri della protezione civile, il Canadair insieme anche ai colleghi sloveni con 2 Air Track che pescano l'acqua, in questo caso nel vicino lago dei Tre Comuni o lago di Cavazzo, e gettano poi la stessa all'interno del cocuzzolo, possiamo dire, del monte Amariana, mentre il Canadair per una questione di sicurezza si rifornisce nel vicino lago che si trova oltre il confine in Austria. Ripetiamo, si sta lavorando in maniera alacremente per cercare di spegnere quanto prima le fiamme, però per spegnere le fiamme si attende la pioggia che dovrebbe arrivare, secondo le perturbazioni, secondo quanto è stato messo anche dalle previsioni, tra mercoledì e giovedì, quando dovrebbe scaricare finalmente quel quantitativo d'acqua sufficiente per spegnere definitivamente il fuoco. Da località Case Sparse in comune di Amaro è tutto, a voi studio. Grazie Omar, sono immagini davvero impressionanti. La Carnia è davvero in questi giorni sorvegliata speciale. Nel corso di questa prima edizione cercheremo di raccontarvi tutti i fronti che sono aperti. Restiamo in montagna, ci spostiamo però per tutt'altro argomento sull'altopiano dei 7 comuni, ad Asiago in particolare, dove c'è una stretta in corso contro i furbetti delle seconde case. Buongiorno a Nancy Galdi, per la parte tecnica con lei c'è Edoardo Paris.
Sì, buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Un fenomeno che riguarda molte località turistiche in Italia e che tocca da vicino anche l'altopiano di Asiago. Proprio qui l'ultimo caso risultava residente qui ad Asiago e invece viveva a Thiene, affittava l'abitazione qui ad Asiago in nero, arrivando persino a pubblicizzarla su Booking e altre piattaforme online. Ne parliamo adesso con l'assessore alla sicurezza Franco Sella. Assessore, è stata la polizia locale ad individuare questa situazione. Come è stato scoperto l'illecito? Beh, è stata in questo caso la polizia locale, che io veramente ringrazio il comandante, ma anche la tenenza della Guardia di Finanza. Diciamo sono due organi, sia la Guardia di Finanza sia la nostra polizia locale, che si occupano di controllare le residenze. Le residenze spesso sono residenze false per non pagare in pieno l'IMU, per avere delle agevolazioni particolari, quindi vengono svolti da parte della nostra polizia locale e della Guardia di Finanza dei intensi controlli per scovare i furbetti, diciamolo chiaramente. In questo caso addirittura non c'era solo uno scopo di pagare meno allo Stato o altro, qui c'era proprio adesso ci sarà appunto un'indagine, ma in questo caso c'era proprio un vero e proprio business da furbetti, nel senso che veniva appunto svolta diciamo un'attività illecita, perché di fatto c'era un affitto in nero dove non doveva esserci. Ecco, un fenomeno che non è nuovo comunque qui ad Asiago, è un problema che ritorna tutti gli anni, soprattutto nei periodi con maggiore afflusso turistico. Purtroppo ci sono tanti furbetti e quindi noi, avendo anche parecchie seconde case, nel momento estivo c'è chi appunto ne approfitta anche della situazione per affittare quando non è in regola con questo genere di attività, perché va ricordato che chi è in regola può affittare tranquillamente la sua casa e quant'altro, però deve avere determinati requisiti, cioè non è che uno può affittare così in nero o senza dei requisiti, cioè è tutta un'attività che è disciplinata dalla legge. In questo caso era totalmente fuori norma e infatti la nostra polizia locale l'ha individuato. Ecco, come diceva, ci sono molte seconde case, risultano addirittura di più rispetto alle prime, quindi un rischio anche maggiore. Sì, poi è anche vero che tantissimi proprietari di seconde case le utilizzano appunto come casa per ferie e noi di questo insomma siamo contenti, perché comunque sono persone che vivono altopiano non solo durante l'estate ma anche durante l'anno, quindi voglio dire sono persone che hanno deciso di fare un investimento in montagna e sfruttano la loro casa appunto come è una casa per vacanze, insomma, quindi va bene, però ovviamente ci sono sempre dei furbetti, ma questo riguarda un po' tutta la nostra società, ma come nell'ultimo caso riguarda un po' tutte le località turistiche, ecco. Grazie all'assessore Franco Sella. Cristian, se non ci sono domande per il momento da Asiago è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie Nancy, a te e Edoardo Paris per la parte tecnica. Ora subito a Venezia da Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta. Ritorniamo alla cronaca con Ilaria Marchiori, un'aggressione, una violenta aggressione ai danni di un marinaio che ha riportato anche delle lesioni al timpano. È così, Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio così, tra l'altro un'aggressione, l'ennesima, ormai lo sappiamo sempre più spesso, i dipendenti di ACTV, i marinai in particolare, sono vittime di aggressioni come questa, e questa arriva a 15 giorni da una precedente in cui proprio un collega è stato spinto in acqua da un viaggiatore alterato alla fermata delle Zitelle nella zona della Giudecca. Questo episodio invece è avvenuto sabato sera.
era finita la partita a Sant'Elena e al Vaporetto, mentre si attendeva di poter salire, il marinaio ha fatto passare un papà con 2 bambini perché non venissero travolti dalla folla e potessero salire sul Vaporetto, cosa che non è stata particolarmente gradita da questo aggressore, che ha iniziato a voler passare senza rispettare la coda. A quel punto il marinaio gli ha detto che doveva attendere, lui ha iniziato ad alterare i toni e poi dai toni è passato alle mani, colpendolo e tirandogli 2 pugni alla mascella e al timpano, tanto che il dipendente è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il pilota poi ha sospeso tutto e ha avvisato naturalmente la centrale, attendendo l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Immediata è stata la condanna da parte dei colleghi dell'RSU, della rappresentanza sindacale, che si augurano arrivi quanto prima la telecamera di bordo, una misura fondamentale che è già stata prevista e concordata proprio all'interno dell'accordo sulla sicurezza. È indispensabile, oltre a un ulteriore potenziamento dei presidi e dei controlli a bordo dei mezzi, concentrandosi proprio in particolare sulle linee e le fasce orarie, dicono, storicamente più critiche, e il coordinamento RSU tra l'altro attende che vengano presi quanto prima anche dei provvedimenti. Sentiamo la dichiarazione di Alberto Cancian del sindacato di base USB in merito a questo episodio, mentre io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Innanzitutto volevamo esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza al lavoratore colpito da questo vile agguato da parte di un pseudo tifoso, perché quando si sta in forza, in branco, si diventa tutti più forti, si cerca sempre il più debole. In questo caso i più deboli sono sempre quelli che lavorano per offrire un servizio, oltretutto il servizio che era offerto proprio per quel tifoso per tornarsene a casa. Ecco, il Venezia in Serie A, ma deve avere dei tifosi che lo meritano. Noi chiediamo che questo vile agguato venga perseguito al più presto, perché chi lavora fa un servizio, ripeto, alla comunità, e deve uscire da casa tranquillo e tornarsene a casa tranquillo. Quindi per far questo chiediamo alla cittadinanza, alla popolazione di avere pazienza, di non prendersela con chi lavora, perché non è giusto. Perché non è assolutamente giusto, chi lavora deve essere rispettato. In questi casi qua chiediamo anche che la legge punisca severamente chi compie questi atti qua. Eppure siamo davanti a uno stillicidio di aggressione, soprattutto nei confronti del personale dei trasporti, del servizio sanitario. Non c'è giorno che non ci sia un fatto che ci riporta a questa dimensione. Per la cronaca vi parliamo adesso del Ferragosto movimentato di un gruppo di scout padovani, una settantina provenienti da Sarmeola di Rubano. Sono stati colpiti da un'intossicazione alimentare nel loro ultimo giorno di campo a Cavazzo Carnico in provincia di Udine. Sono tornati tutti a Sarmeola di Rubano, anche i 4 trattenuti un giorno in osservazione. Ferragosto da dimenticare per un gruppo scout che proprio sabato stava concludendo i 15 giorni di campo a Ceclans, in località Quel del Nibli, a Cavazzo Carnico, nell'Udinese. Dopo il pranzo insieme, una cinquantina di giovani ha iniziato ad accusare episodi di nausea e vomito. Nel paesino è scattata la maxi emergenza sanitaria, 8 le ambulanze arrivate per soccorrere i ragazzi, una trentina quelli accompagnati negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. Nonostante la disavventura, gli scout hanno fatto ritorno a casa e adesso stanno bene. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un'intossicazione alimentare, probabilmente legata al pasto consumato a pranzo, pasta con tonno e formaggio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che aspettano gli esiti dei campionamenti eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. È stato trovato senza vita il corpo di Luca Meneghetti. Il 53enne di Ponte San Nicolò si trovava in vacanza nell'isola di Cherso in Croazia e non dava notizie di sé da mercoledì.
Lo hanno rintracciato nell'isola di Cres, a pochi metri di distanza dalla sua auto, finite le speranze di trovare in vita Luca Meneghetti, 53 anni, residente a Roncaglia di Ponte San Nicolò e conosciuto perché gestore del Tennis Torre di Padova. Da qualche giorno Meneghetti si trovava a Cherso, in Croazia, per una breve vacanza, a fare scattare l'allarme, la stessa struttura dove alloggiava che, non vedendolo rientrare, aveva allertato i soccorsi. Staccato il telefono, anche in Italia si sono vissute ore di angoscia. Dopo diverse ore di ricerca, sabato pomeriggio il soccorso alpino di Fiume ha individuato il corpo senza vita del 53enne nell'area di Lubenizze. La polizia di Lussinpiccolo sta adesso cercando di ricostruire cosa sia accaduto, tra le ipotesi anche quella di un tragico malore. Profondo il cordoglio a Padova, dove molti amici avevano iniziato un tam tam via social nella speranza di poter ritrovare Luca Meneghetti in vita. Restiamo a Padova, ci colleghiamo con la nostra Marta Zatta per la parte tecnica, Cristian Roque Alende. Parliamo di un provvedimento importante della Questura d'Aspo per 10 ultras. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai nostri telespettatori da Padova. Esatto, è stato un primo turno di Coppa Italia davvero turbolento, quello avvenuto nella serata di Ferragosto, nel match tra Udinese e Padova, perché proprio prima dell'inizio della partita i tifosi padovani hanno sorpreso la tifoseria avversaria in un vicino parchetto nella sede associativa calcistica e hanno iniziato a lanciare oggetti anche contundenti contro la tifoseria avversaria. Fortunatamente, grazie all'intervento della Questura anche di Padova, non sono stati registrati feriti e sono riusciti anche a contenere la violenza. In quel caso sono stati presi, identificati e denunciati ben 10 tifosi. Ora si sta appunto indagando per ricercare anche gli altri 40 coinvolti. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio e poi la linea può tornare allo studio. Daspo della durata da 8 a 3 anni e una denuncia per rissa aggravata. È questo il bilancio dei provvedimenti emessi nei confronti di 10 ultras del Padova dopo gli scontri avvenuti prima della partita Udinese-Padova disputata al Blue Energy Stadium di Udine per il primo turno di Coppa Italia. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Padova, circa 50 ultras padovani hanno raggiunto il parco Ardito Desio e qui hanno lanciato artifizi pirotecnici e oggetti contundenti contro un gruppo di ultras friulani nel frattempo usciti dalla propria sede associativa. L'intervento congiunto delle forze dell'ordine di Padova e Udine con il supporto delle Digos e dei reparti ha consentito di separare le due tifoserie, evitando feriti e impedendo che gli scontri raggiungessero la vicina piazza Rizzi. Dagli accertamenti è emerso che tra i 10 identificati 4 hanno precedenti in ambito sportivo. Sequestrati anche mazze, bastoni e materiale pirotecnico trovati nel parco e nelle auto utilizzate dagli ultras. Proseguono ora le indagini per identificare gli altri 40 partecipanti alla spedizione. I tifosi padovani non sono nuovi ad episodi del genere. Il 4 agosto dello scorso anno, a seguito dei disordini verificati a Cesena, furono emessi 50 Daspo. Ritorniamo nella Marca trevigiana, sempre per la cronaca, per una vicenda squallida. Parliamo di prostituzione e pornografia minorile. È stato rintracciato e fermato in Comelico, a San Pietro di Cadore, nel Bellunese, un 32enne trevigiano. Deve scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione un 32enne trevigiano individuato a San Pietro di Cadore dalla squadra mobile di Belluno. L'uomo è stato fermato e tradotto presso il carcere di Baldenic. È stato ritenuto responsabile del reato di prostituzione minorile, condotta che riguarda il reclutamento, il favoreggiamento, l'organizzazione della prostituzione di minorenni, ma anche di pornografia minorile. Reati dunque molto gravi commessi nella provincia trevigiana tra il 2019 e il 2022. È stata anche la particolare gravità della condotta a rendere necessaria una ulteriore intensificazione dei controlli del territorio da parte delle agenti della squadra mobile di Belluno, che la mattina del 14 agosto hanno fermato l'uomo a San Pietro di Cadore, zona di residenza, nonostante fosse irreperibile. A rendere particolare l'arresto gli accertamenti svolti, i quali propendevano per la zona di Conegliano quale luogo in cui gravitava il suo centro di interessi, motivo per cui le ricerche si sono svolte in sinergia con il commissariato di Conegliano. L'ordine di carcerazione è stato disposto dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Venezia.
C'è un allarme specifico a Mogliano Veneto, un uomo che si aggira nudo in pieno centro, un uomo di circa 70 anni. L'episodio è stato denunciato da una ragazza che è poi fuggita, e c'è l'appello anche del sindaco Davide Bortolato. Stava camminando per tornare a casa quando ad un tratto si è trovata di fronte ad un uomo di circa 70 anni completamente nudo. Si stava avvicinando a lei, ma la giovane è riuscita a fuggire terrorizzata. È accaduto a Mogliano Veneto davanti alla scuola Stori. A lanciare l'allarme via social il papà della ragazza, che in un post ha scritto: fatto grave e preoccupante perché è accaduto in una zona, tra l'altro, frequentata soprattutto da giovani. Il sindaco Davide Bortolato, appresa la notizia, ha subito lanciato un appello: rivolgetevi ai carabinieri. È un fatto grave, un fatto bizzarro che preoccupa. Quello che chiedo è che la ragazza insieme alla madre si rechino dai carabinieri per fare la denuncia, in modo che si possa risalire al responsabile di questo comportamento assolutamente grave, perché aggirarsi di notte nudi per strada non è sicuramente una cosa che si può accettare e vedere. Un fatto inquietante sul quale si spera possa essere fatta presto luce. Solo con la denuncia presentata dalla ragazza e dalla famiglia si potranno avviare le indagini da parte delle forze dell'ordine e visionare le telecamere di videosorveglianza della zona. Questo per risalire e identificare l'uomo che si aggirava nudo di notte. È stato purtroppo ritrovato senza vita il 79enne di Domegge di Cadore, che ieri non era rientrato a casa dopo un'uscita in montagna. Poco prima delle 13, durante uno dei sorvoli, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, con a bordo 2 tecnici del soccorso alpino del centro Cadore, ha individuato il corpo senza vita. Nel rientrare dal bivacco Gervasutti sul sentiero alto in cresta, l'uomo deve essere scivolato nei pressi della cima dei Ceidin degli Elmi, sugli spalti di Toro, cadendo per una quarantina di metri e finendo bloccato in una fessura della roccia. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge per essere affidata al carro funebre. Alla ricerca hanno preso parte oltre 50 persone del soccorso alpino della zona del Cadore e del Friuli, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri forestali. E c'è stato un vasto incendio nel pomeriggio di ieri in via Cal Morgana. Siamo a Istrana, ritorniamo dunque nel Trevigiano, ad andare a fuoco un'ampia area di vegetazione a ridosso dei binari della linea Treviso-Vicenza. Le operazioni di spegnimento sono state piuttosto complesse. Sul posto sono intervenute più squadre provenienti dal distaccamento di Castelfranco Veneto e dalla sede centrale di Treviso. La circolazione dei treni è stata sospesa per circa 2 ore per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza e per riuscire a spegnere le fiamme a ridosso dei binari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Paese, la Polfer di Treviso, il personale di RFI e il sindaco di Istrana. E questo in una giornata segnata da tanti viaggi anche su rotaia. Sempre sul fronte delle fiamme, un incendio a Pederobba, è rimasto devastato il tetto di un'abitazione, anche qui sul posto tanti vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato poco dopo mezzogiorno, l'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con una ventina di operatori. L'incendio ha interessato inizialmente una parte del tetto di un'abitazione dotato di impianto fotovoltaico. Successivamente il fuoco si è propagato anche al resto della copertura. I carabinieri sono intervenuti per far luce sulle cause dell'origine del rogo, mentre il personale del SUEM 118 ha soccorso una persona rimasta lievemente intossicata nell'incendio. Ingentissimi danni al tetto, quasi completamente distrutto. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a pomeriggio inoltrato. Come vedete, un fine settimana segnato da tanti fatti di cronaca e quindi da un grande dispiegamento di forze dell'ordine, di uomini, agenti del soccorso, vigili del fuoco. Il fronte ovviamente più caldo in tutti i sensi, al di là di ogni battuta, è in Carnia. Ci siamo collegati poco fa con il nostro
Omar Costantini. Possiamo farvi un punto della situazione in Carnia. Non so se c'è un servizio, tra l'altro, della nostra redazione, e chiedo a Mattia Pizzaia, perché dovremmo avere un punto aggiornato degli incendi e anche il vertice che si è tenuto con il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Ecco, cerchiamo di ricostruire quello che sta accadendo nella vicina Carnia. La condizione precisano i vertici regionali dopo il sopralluogo a Pissebus e il vertice del comitato di emergenza in municipio a Tolmezzo è di allerta ma non di emergenza. Questa è la considerazione alla base delle raccomandazioni sanitarie emanate dalla regione in seguito al precipitare dell'emergenza incendi. Però è giusto avere dei comportamenti per le aree coinvolte e i comuni coinvolti di maggiore attenzione. Questo vuol dire non aprire le finestre nei momenti dove purtroppo i PM10 sono particolarmente elevati, utilizzare le precauzioni di non fare attività sempre in quelle ore fisica o comunque di sforzo all'aria aperta. Per oggi la situazione è assolutamente al di sotto dei limiti di legge. L'area individuata riguarda, oltre a Tolmezzo e Adamaro, i comuni di Cavazzo, Zuglio, Arta Terme, Artegna, Sutrio, Cercivento, Paluzza, Paularo, Villa Santina, Moggio, Tarcento, Trepoli, Gossullo, Benzone, Gemona e Dosoppo. Ancora si raccomanda l'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3 qualora fosse indispensabile sostare all'esterno. È necessario, sottolinea l'assessore alla protezione civile e alla salute Riccardo Riccardi, ricordare che tali disposizioni sono dedicate soprattutto a componenti ben precise della popolazione. Persone fragili, quindi le donne in gravidanza, i bambini e gli anziani, quindi un raccordo forte anche con i comuni per cercare di superare questo momento che ci auguriamo possa durare il meno possibile, ma questo dipenderà dalle conseguenze meteorologiche. Nessuno si nasconde che per uscire dalla situazione sarà fondamentale proprio il cambiamento delle condizioni del tempo. Ovviamente aspettiamo che la perturbazione possa darci una mano perché stiamo contenendo le fiamme, però è chiaro che soltanto dopo un evento meteorologico di pioggia intensa può andare a risolvere definitivamente la situazione. Poi entreranno invece quelli che saranno gli interventi legati ai danni subiti, ma su questi chiaramente bisognerà fare una stima più approfondita e gli strumenti regionali verranno attivati e ovviamente confidiamo anche di poter accedere agli strumenti nazionali. Al vertice ha preso parte anche il vice ministro all'ambiente Vania Gava, che ha confermato l'attivazione degli strumenti necessari per accedere allo stato di emergenza nazionale e ai fondi per il ristoro dei danni. Dal canto suo la regione, ha annunciato Federica, procederà autonomamente attraverso misure al supporto delle attività economiche e per il ristoro dei danni subiti. Insomma, l'operatività è massima in Carnia, la Carnia che continua a bruciare. Questo è il punto della situazione. Il momento più drammatico questa notte nella frazione di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la località più vicina al fronte del fuoco che aveva ripreso vigore nel tardo pomeriggio di ieri. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, ha emesso un'ordinanza cautelativa di evacuazione del borgo, con le fiamme a 50 metri dalle abitazioni. 25 le persone allontanate dalla propria casa. La protezione civile ha coordinato l'allestimento di prima accoglienza nella palestra comunale di Tolmezzo. Decisiva la mobilitazione della comunità e del comparto agricolo locale, che hanno supportato le operazioni con autobotti e trattori per bagnare il perimetro delle case. Nel primo pomeriggio di oggi il fronte delle fiamme ha ripreso potenza a causa del vento, minacciando di nuovo le abitazioni e la zona della polveriera. La tensione dunque resta alta e drammatica. Ancora critica la situazione sul Monte Amariana e sul Monte Amarianute in zona Amaro, dove il rogo è ancora attivo e questo pomeriggio risultava in espansione, oltre che sul Monte Dobis, frazione di Fusea, di probabile origine dolosa. Sul Monte Amariana sono operative circa 35 persone supportate da un camion dei Vigili del Fuoco con unità specializzate giunte da Pordenone e personale arrivato da Gorizia e Trieste in supporto ai colleghi di Udine. Oltre al Canadair operano anche gli aiuti giunti giorni fa dalla Slovenia in forza dell'attivazione del protocollo transfrontaliero.
Così dunque nella vicina Carnia. Chiedo a Mattia Pizzaia in regia se possiamo mostrare, Mattia, alcune home page dei siti che ci aiutano un po' a ripercorrere i fatti salienti di questo lunedì 17 agosto. Barcellona, l'amico di Nicola, parlavamo dei mondiali, non di Ceuta. L'amico di Nicola, il giovane che si trova in terapia intensiva in prognosi riservata a Barcellona, che è stato picchiato dal branco, questo suo amico che è stato intercettato, intervistato, lo avete sentito dal nostro Lucio Zanato. Questa sera torneremo sui momenti salienti, cruciali di questa brutale aggressione. I giovani dicono noi non stavamo parlando di Ceuta, quindi non stavamo parlando di argomenti tra virgolette particolari, sensibili, politici, stavamo parlando semplicemente dei mondiali quando è iniziato il pestaggio brutale. Sempre Treviso Today dà conto di questo maniaco che si sta aggirando a Mogliano, un uomo di 70 anni completamente nudo, e ancora c'è una curiosità legata al momento, al periodo, il livello del Sile che fa riemergere i Burci. C'è una nuova richiesta di intervento alla Regione del Veneto. Per quanto riguarda il Gazzettino, anche sul Gazzettino si apre con la testimonianza raccolta poco fa dal nostro Lucio Zanato dell'amico di Nicola. Nicola è stato colpito da dietro, la gang lo ha aggredito con l'intento di fargli del male. Il male c'è tutto perché il ragazzo appunto è in prognosi riservata all'ospedale di Barcellona. Con lui ci sono i genitori che si sono subito mossi da Asolo che sta facendo il tifo per Nicola e organizzerà a stretto giro anche una fiaccolata in solidarietà. Ritorniamo nel Padovano per parlare di danneggiamenti e comportamenti pericolosi da parte di un gruppo di giovanissimi, e questo in un parco di Borgoricco. Episodi che sono diventati occasione per una lezione di educazione civica sul campo. 8 ragazzi infatti hanno bussato alla porta del sindaco Gianluca Pedron, che ha passato alcune ore con loro a sistemare tutta l'area. Un tavolino danneggiato, i ragazzi che si arrampicano sulla tettoia nonostante il divieto, tutto ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza al parco Don Bosco di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco. Questi fotogrammi sono stati postati sui social dal sindaco del comune Gianluca Pedron con un invito: presentatevi in municipio ragazzi che ne parliamo o procederemo con l'identificazione. È nata così una mattinata di lavoro sul campo che il primo cittadino ha trascorso con 8 adolescenti che, capito quanto avevano fatto, hanno trovato il coraggio di riconoscere l'errore e di bussare alla sua porta. Per circa 4 ore il sindaco Pedron ha lavorato con i giovanissimi. Il parchetto è stato sistemato e ripulito, carteggiato e riverniciato di rosso il tavolo con i colori scelti dai giovani del progetto Ci sto a fare fatica. L'occasione, ha scritto il sindaco sui social, per parlare di regole, cura dei beni comuni, responsabilità individuale, ma anche delle difficoltà e delle sfide che spesso accompagnano l'adolescenza. La cosa che mi ha colpito di più, ha commentato il sindaco Pedron, è che i ragazzi si sono messi a disposizione anche per sistemare situazioni che non erano state causate da loro. Un gesto non dovuto che mi fa pensare che abbiano compreso il senso dell'iniziativa. Restiamo nel Padovano, andiamo a Piazzola sul Brenta, entriamo nel canile San Francesco. Si parla spesso di cani amici a 4 zampe, soprattutto nel periodo estivo. Non è più come una volta, ma resta la piaga degli abbandoni. Fortunatamente ci sono anche delle buone notizie. Dopo 23 anni di vita, il canile San Francesco di Presina raggiunge il record di donazioni ricevute attraverso il 5 per 1000, un aumento del 38% che bilancia la preoccupazione di un'estate difficile per il grande caldo e per i numeri di cani abbandonati. Sono oltre 30 i volontari che ogni giorno contribuiscono a rendere migliore la vita dei cani ospitati, per i quali è stato anche necessario dividere a metà alcuni dei box per aumentare lo spazio a disposizione. È un'estate durissima quella che stiamo vivendo. Si pensi solo a un dato: abbiamo dovuto
raddoppiare qualche box perché altrimenti gli spazi non c'erano. In una realtà, pensate che in quasi un quarto di secolo ha accolto 6.000 cani, dandone in adozione il 90%. Il momento è brutto, però a fronte di tante entrate si sta registrando anche un alto numero di cani difficili, leggi, mordaci, che riescono a trovare un nuovo padrone. Altro motivo di soddisfazione per questa estate è che vanno in adozione anche molti cani cosiddetti problematici, ovvero predisposti a mordere chi si trova vicino a loro, merito anche di Davide Battaglia, educatore cinofilo con grandi competenze specifiche. E per noi allora è una festa, perché è chiaro che il canile di Presine è nato non per accogliere per sempre i cani, ma come trampolino di lancio per una nuova adozione. Un esempio è il cane di razza Ciao Ciao Pepe, che è arrivato da Borgoricco. All'ingresso nel canile 1 anno e mezzo fa presentava gravi problemi di aggressività, inavvicinabile da chiunque, rispondeva mordendo a ogni tentativo di contatto. Battaglia, preso in carico il cane, ha avviato un percorso di riabilitazione di 6 mesi che ha letteralmente scardinato la diffidenza e l'ostilità di Pepe, finito addirittura in adozione, che ha trovato infatti a Tezze sul Brenta la famiglia adatta, cosa non semplice e che tutt'altro che scontata. Non possiamo non occuparci del Ferragosto a Padova, dei fuochi d'artificio quest'anno. L'occasione è stata utile anche per lanciare un messaggio volto alla sicurezza stradale. Circa 25.000 persone hanno scelto ancora una volta Prato della Valle a Padova per festeggiare il Ferragosto in una serata di musica e spettacolo conclusa come da tradizione con l'atteso spettacolo dei fuochi d'artificio. Un evento che si è svolto nel rispetto dei limiti di capienza fissati dalla questura e che ha visto anche un importante messaggio di prevenzione rivolto soprattutto ai più giovani. Durante la serata infatti ha fatto tappa la campagna nazionale della Polizia di Stato Questa sera guido io, promossa insieme a Fondazione Ania, Sibil Fipe, Sib Fipe e Federbalneare Italia. Sul maxi schermo è stato trasmesso il videomessaggio Porta a casa la vita, realizzato dalla Polizia di Stato con i partner aderenti, che punta a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi della guida dopo aver assunto alcol o droghe, attraverso la figura del guidatore designato, la persona che sceglie di non bere per accompagnare a casa in sicurezza gli amici a fine serata. Una campagna che porta così la prevenzione direttamente nei luoghi del divertimento, con un obiettivo ben preciso: fare in modo che la serata finisca sempre con tutti a casa in sicurezza. E c'è poi lo sport, sono giorni galvanizzanti per lo sport italiano, nel nuoto, nell'atletica leggera, ma anche nello sport locale. Restiamo a Padova per raccontarvi i risultati della 2 femminile e non solo, parliamo di pallanuoto. Stagione da ricordare per la pallanuoto padovana, con il plebiscito che è stato protagonista ai massimi livelli nazionali con risultati di prestigio, dalla conferma della formazione femminile in A1 alla promozione della squadra maschile in A2, passando per uno storico scudetto Under 20. La prima squadra femminile si è confermata tra le realtà più competitive della pallanuoto italiana nel campionato di A1 ed è stata protagonista anche in Europa. Il 6° posto finale ha garantito la permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione. Per la pallanuoto femminile del plebiscito Padova quest'anno è stato un campionato ricco di soddisfazioni sia in ambito italiano che europeo. È stata una stagione molto dinamica, siamo una squadra giovane che è cresciuta partita dopo partita. Siamo una società che punta molto sui giovani e sul far crescere nuovi talenti. Il culmine è stato raggiunto con la vittoria del campionato italiano cadette Under 20. Festa anche per la prima squadra maschile del plebiscito, che conquista il ritorno in A2 al termine di una stagione da assoluta protagonista. Primi in regular season e ai playoff, i biancorossi hanno poi completato l'opera imponendosi in finale contro la Rarinantes Bologna. Abbiamo vinto semifinali e finali in 2 gare, quindi quest'anno siamo saliti di categoria e l'anno prossimo ci aspetterà un campionato più impegnativo, però comunque siamo un'ottima squadra, molto unita, che stiamo facendo un ottimo lavoro con il nuovo allenatore, quindi sono fiduciosi. Uno sport impegnativo, ma la passione e l'organizzazione permettono di conciliare studio, sport e anche lavoro. Io faccio fisioterapia all'Università di Padova. Quindi riesci a conciliare studio e sport? Sì, riesco, lavoro anche nel weekend, la domenica adesso che ho finito
le giovanili, quindi ce lo libera, ma è impegnativo, però insomma si fa. Da sempre infine il settore giovanile rappresenta uno dei punti di forza della società. Il risultato più prestigioso è arrivato con la formazione Under 20 femminile, che ha conquistato lo storico scudetto cadette davanti al pubblico di casa. Per noi adesso c'è qualche istante di pubblicità, ritorniamo subito con la cronaca. Avremo ospite in studio Alberto Ruggin, reduce da un viaggio in Ucraina. Ci collegheremo poi con Belluno per delle novità importanti sul fronte politico. Qualche istante di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio mi ha raggiunto Alberto Ruggin, che saluto e ringrazio. Alberto Ruggin lo conoscete tutti, non ha certo bisogno di presentazioni, è qui in qualità di rappresentante di Più Europa, ma anche di segretario regionale dell'ANIEF, che è un sindacato che si occupa, vicepresidente regionale di ANIEF, che è un sindacato che si occupa di scuola e dintorni, e faremo il punto fra pochissimo, perché finito il Ferragosto è una tradizione parlare di scuola e sono tradizionali purtroppo anche i problemi che affliggono il mondo della scuola. Prima però di parlare con Ruggin resto sulla notizia del giorno. In regia ci sono sempre Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo. C'è la questione di Barcellona, l'aggressione ai danni del ragazzo di Asolo, di un 21enne che è in gravissime condizioni all'ospedale di Barcellona, Nicola Maggiotto, che è stato raggiunto dai genitori. In apertura di questa prima edizione vi abbiamo fatto sentire le parole del padre, l'apprensione del padre e le speranze anche del papà. Il ragazzo sarebbe stato aggredito perché italiano, non si è capito però il motivo scatenante di questa aggressione. Ha parlato negli scorsi minuti, nelle scorse ore, anche Giuseppe Siben, l'amico del 21enne che era con lui a Barcellona. Siben che esclude motivazioni di natura geopolitica. Lo ha fatto anche ai nostri microfoni. Questa sera sentirete le sue dichiarazioni, quindi non c'entrerebbe nulla quello che sta accadendo a Ceuta, non ci sarebbero stati riferimenti di natura politica, quindi non sarebbero stati trattati argomenti sensibili. Si stava parlando a quanto pare solo e soltanto di calcio. Questa sera sentirete il ragazzo. In questo momento siamo in grado di farvi sentire questo, l'appello di Giuseppe Siben per una grande fiaccolata di solidarietà. Voi state già organizzando qualcosa per Nicola? Sì, mercoledì sera ai campi da rugby di Asolo ci sarà una fiaccolata appunto per Nicola, per unirsi tutti insieme e pregare per lui. È chiaro che è un fatto sul quale dovrà essere fatta luce, ed è un fatto che insomma va capito prima di essere commentato, forse, Ruggin. Sì, va capito assolutamente, nessuno adesso possiamo giudicare quello che sta accadendo, vedremo le indagini che ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarebbe da sorprendersi se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un odio tra paesi europei, tra popolazioni di paesi europei possa essere amplificato, ancora di più triste in un paese come la Spagna, che ormai abbiamo sempre considerato ormai fratelli, cugini, perché stiamo tornando ai nazionalismi, basta vedere insomma i sondaggi, l'AfD in Germania è data al 42% in Sassonia, iniziamo a tornare ad odiarci tra nazioni europee. Questo io penso che è un fatto pericoloso, lo ripeto, non è associato a questo episodio qua, speriamo non sia associato a questo, ma il pericolo che ci sia una
contrapposizione tra persone di nazioni europee è dietro l'angolo, tant'è vero che dopo quello che è successo a Ceuta si dice adesso che la Germania voglia rimandarci i dublinati, che sono migranti sbarcati in Italia. Quindi si inizia veramente un meccanismo molto pericoloso di contrapposizione tra società e tra governi all'interno della stessa Unione Europea, di cui sicuramente in questo momento, con tutte le guerre che ci sono per il mondo, non abbiamo bisogno. Tra l'altro fra poco racconteremo Rugin del suo viaggio in Ucraina. Lei spesso va in Ucraina, conosce bene l'Ucraina, quindi le chiederò una fotografia aggiornata su quello che sta accadendo nell'est dell'Europa, nel profondo est dell'Europa. Mi dicono che forse è pronto da Belluno Fabio Fioravanzi. Chiedo a Mattia Pizzaia un cenno, qualora forse è pronto. Fabio, vedo che forse mi sta sentendo. Allora, che cosa sta accadendo a Belluno? Il Partito Democratico ha appena illustrato un manifesto, il suo manifesto sull'energia, sull'acqua, sull'autogoverno. È così, Fabio? Mi senti? Siamo in linea allora da Belluno, abbiamo con noi Alessandro Del Bianco, consigliere regionale del PD, ancora per qualche mese segretario provinciale del partito. Propongono oggi un opuscolo che dice molto: acqua, energia, autogoverno, però io vorrei parlare e partire da un mantra. Bilancio idrico, cosa vuol dire? Il bilancio idrico regionale è sapere perfettamente la quantità d'acqua che abbiamo a disposizione e quanta ne viene utilizzata. Allora dobbiamo dire subito una cosa: la regione del Veneto è una delle pochissime regioni che non ha completato questo bilancio idrico, e perché non l'ha completato è abbastanza evidente, soprattutto sull'asta del Piave. Si consuma molto più acqua di quella che c'è, e questo è il motivo per cui in questi giorni i laghi sono sostanzialmente vuoti. E poi lei parla di una partita con una data precisa, un anno preciso, il 29. Sì, questo è il focus della nostra azione ed è un'azione fondamentale, perché stiamo parlando delle gare per le grandi concessioni idroelettriche del 2029, cioè per la prima volta viene messa a gara la produzione di energia e gli impianti esistenti, quindi per la prima volta c'è la possibilità da parte degli enti territoriali, Regione e Provincia di Belluno, di costruire una società che insieme a un socio privato possa gestire le grandi derivazioni idroelettriche. Parliamo di un volume economico enorme, circa 300 milioni di utili netto all'anno, ma soprattutto parliamo della possibilità concreta per la prima volta dopo 100 anni, e per questo l'abbiamo definita la partita del secolo, di gestire in proprio le acque bellunesi. Lei parla di acque bellunesi, ma è un ragionamento che vale quanto per le altre province del Veneto? Complessivamente ci sono 34 grandi derivazioni, per dare un'idea, di cui 25 di fatto sono in provincia di Belluno. Quindi la somma totale che ho detto prima riguarda il totale. La partita quindi economicamente è importante. Teniamo conto che è anche la partita economicamente più importante che dovrà affrontare la Regione del Veneto nei prossimi anni. Questo per dare un quadro della situazione. È chiaro che non sarà facile. Qui, in questo manifesto, noi tracciamo un percorso per far sì che la provincia entri nell'ambito della società. Lei ha parlato anche di voti in regione, in un senso e nell'altro. Qual è l'ascolto da parte di chi oggi governa in regione? Allora, c'è una prima convergenza che è stata trovata sul fatto di dire che la possibilità principale sia quella di costruire una società pubblico-privata. Ora dobbiamo chiedere con forza che nella parte pubblica della società, e su questo spero e credo che si possano trovare delle convergenze in regione, ci sia la disponibilità della regione di inserire con un ruolo importante, quantomeno paritetico rispetto alla regione, anche la provincia di Belluno. Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su quello che è il futuro per quella che è una risorsa importantissima che, ricordiamo, è importante a Belluno come e lo ha spiegato in nessun'altra parte del Veneto. Da Belluno è tutto, grazie per la linea, a voi studio. Grazie Fabio Fioravanzi, questo è il manifesto del Partito Democratico per la provincia di Belluno, chiaramente manifesto che poggia sulle risorse del territorio a partire dall'acqua, Rugin. Questo è il tema di queste settimane torride, è un tema politico, è diventato un tema politico, è sempre più politico. Un tema politico che noi pensavamo fino a qualche anno fa riguardasse solo la Sicilia, le province di Agrigento e di Enna, dove erano abituati alle autobotti, dove si rifornivano durante l'inverno e quindi le case poi
si approvvigionavano anche per l'estate. Ormai l'abbiamo visto anche soprattutto in comuni al confine tra Vicenza e Verona, ormai non è più un tabù. Perché? Perché la siccità c'è, non sono più casi eccezionali, il numero delle estati torride stanno continuando ad aumentare, i fiumi sono sempre più secchi, la provincia di Belluno, quindi anche la montagna, se persino la montagna non riesce più a sostenere la pianura perché acqua non ce n'è, cioè questa è la situazione attuale, quindi sono anche frutto di scelte di politiche non lungimiranti, dove abbiamo sempre detto, più di qualche anche partito politico, ma ha sempre fatto caldo, passerà il caldo, e oggi i problemi si presentano. Nel Corriere della Sera di ieri e di oggi si parla di una manovra di bilancio, ci costa una manovra di bilancio intera l'emergenza caldo, e quindi sono costi che paghiamo noi cittadini, paghiamo quotidianamente. Noi possiamo pure pensare di risolvere tutto chiudendoci in casa con l'aria condizionata, come qualcuno ha detto costa meno l'aria condizionata del riscaldamento. Vedremo a fine estate quanto aumenteranno queste bollette dell'energia elettrica, sono soldi che ovviamente pagano i cittadini, però non si può pensare di continuare a rimandare, perché se prima era un'estate ogni 5-6 anni, adesso se non è un'estate sì un'estate no, è quasi tutte le estati. Inverni sempre più caldi, abbiamo tra l'altro le scuole, io parlavamo anche prima che sono insegnante a scuola, le scuole non sono adeguate, si parla di questi bambini e ragazzi, costi per le famiglie di dove mettere questi bambini e ragazzi nei centri estivi. Perché? Perché le scuole strutturalmente non sono adeguate, non sono climatizzate e sono dei veri e propri forni, perché le mura sono vecchie, le strutture sono vecchie e gli impianti climatizzati sono circa il 10% in tutta Italia, il Veneto addirittura tra il 7 e l'8%. Tra il 7 e l'8% delle scuole venete sono climatizzate. Esatto, quindi questo richiede investimenti importanti, perché l'estate si sta sempre di più anticipando, quindi noi abbiamo già avuto un maggio caldo dove bisognava avere l'aria condizionata accesa, probabilmente adesso ripartiamo a settembre dove le ondate di caldo continueranno e noi accogliamo i ragazzi su delle strutture che non sono per niente adeguate. L'abbiamo visto a giugno con gli esami di maturità, dove abbiamo avuto dei malori registrati in Veneto sia di ragazzi che di docenti che sono stati male durante gli esami di maturità. Io mi domando se possiamo dal punto di vista sia lavorativo ma anche di bambini e ragazzi permetterci di accogliere e fare esami di maturità e lavorare in strutture non idonee. Diciamo che il cambiamento climatico incide sull'anno scolastico. Incide sull'anno scolastico, incide su tutte le realtà lavorative, l'abbiamo visto anche sulle polemiche a Padova per quanto riguarda i cantieri del tram, pensiamo anche all'agricoltura, va rivisto totalmente il modo di vivere e di lavorare, quindi orari consoni, magari anticipare prima la mattina dalle 11 alle 18 non si lavora all'aperto, non si lavora per le strade, non si lavora in campagna, quindi devono essere rivisti gli orari, e dove invece si lavora al chiuso bisogna perlomeno garantire un minimo di climatizzazione, soprattutto dove ci sono bambini, ripeto, piccoli. Ci sono anche scuole materne che non sono climatizzate, sono aperte fino a fine luglio, cioè bisogna iniziare davvero a cambiare. Quindi che cosa servirebbero dei fondi straordinari? Fondi straordinari, ma in questi anni si è parlato tanto del PNRR, sono stati fatti degli investimenti oggettivamente sulle strutture. Certo, questo è l'immediato che dovrebbe essere fatto domani mattina. Poi c'è quello a lungo termine. Se noi vogliamo continuare a essere, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il continente che si sta riscaldando di più velocemente rispetto a tutti gli altri continenti del mondo, qui ci vuole una politica di più larga scala, quindi iniziare davvero a pensare a politiche tra virgolette green che vengono tanto criticate e contestate, sicuramente con supporti alle famiglie, perché non tutti possono permettersi la casa col cappotto, non tutti possono permettersi la macchina elettrica, non tutti possono, sono investimenti che però nel lungo termine poi avrai un'agevolazione. Poi si parla anche del devamping nelle città, Verona, Padova hanno già iniziato, quindi iniziare a togliere tutto questo cemento che è stato fatto negli anni con scelte scellerate, quindi di portare gli alberi, perché alberi di più nelle città vuol dire avere 5-6 gradi in meno nelle città, quindi si respira di più, città più fresche, cioè, c'è tutta una serie di politiche, quelle però sull'immediato, è che non possiamo sicuramente permetterci di avere asili, in alcune case anche strutture magari sanitarie,
varie, non lo so, di alcuni tipi. Io collaboro anche con delle comunità di riabilitazione psichiatrica, hanno messo i condizionatori quest'anno, ma probabilmente ce ne sono altre che ancora non ce le hanno, cioè, quindi parliamo anche di strutture sanitarie non adeguate. Io penso che queste sono cose che devono essere fatte ormai nell'immediato, perché non sono più le estati di una volta, e questo è sotto l'occhio di tutti. Basta andare a vedere in montagna, i ghiacciai non ci sono più, e basta vedere che l'inverno non è più quello di una volta, perché le giornate dove c'è il ghiaccio la mattina ormai le contiamo sulla mano. Serve adeguare le scuole. Senta Ruggin, che inizio d'anno scolastico sarà? Magari i giovani a casa mi odieranno perché magari sto così un po' anticipando i tempi, ma non manca tantissimo. Che inizio d'anno sarà? Perché ogni anno siamo di fronte al solito triste copione, no? Mancano docenti, la disorganizzazione. Quest'anno come andrà? Allora, bisogna essere onesti intellettualmente. Da quando c'è il governo Draghi, l'informatizzazione dell'assegnazione dei posti nelle scuole è migliorata, perché ormai si va con gli algoritmi. Il problema è un altro. Il problema sono i posti di lavoro. In questi giorni si sta facendo la mini call veloce, che è una procedura per dare la possibilità di arruolo agli insegnanti di sostegno. Mini call veloce, finisce fra 2 giorni. Tanti veneti saranno costretti, soprattutto per la scuola primaria, ad accettare posti di lavoro in altre regioni, perché ufficialmente i posti qui non ci sono. Poi che cosa si scopre? Si scopre che questi posti vengono dati a supplenti a settembre, che arrivano magari senza titolo, anche con titolo, per avere una cattedra annuale. Qual è il problema? Il problema è che ci sono un tot di posti di lavoro, solo alcuni, sempre meno, vengono dati in ruolo. I precari continuano ad aumentare a dismisura, perché ovviamente lo Stato risparmia, perché li licenziano a giugno e li mettono 3 mesi in NASPI, quindi noi abbiamo dei posti messi a norma dal Ministero sempre inferiori rispetto alle aspettative, perché i posti in deroga anche sul sostegno sono aumentati, il che vuol dire che il tot di ruolo ha persone fisse che verranno assunte, ma quelli precari sono in aumento. Ricordiamoci che siamo passati da 70.000 precari del 2014, oggi siamo circa a 250.000 precari, quindi una scuola sempre più precaria. Delle assunzioni ci sono state. Delle assunzioni ci sono state, ma non sono state sufficienti. Ricordiamo che sono stati fatti 3 concorsi, PNRR1, PNRR2 e PNRR3, ci sono un sacco di persone idonee, quindi ritenute idonee a essere docenti di ruolo, ma il Ministero sceglie ad ora di far scorrere gran poco queste persone che avrebbero l'idoneità all'insegnamento per entrare nei posti di ruolo. Quindi una scuola sempre più precaria, poca continuità ai nostri studenti, che ci rimette la qualità della scuola, dove non c'è continuità, ogni anno i ragazzi si trovano a dover cambiare insegnanti, e soprattutto sul sostegno. Aumentano i bambini che hanno bisogno di insegnanti di sostegno, e sappiamo benissimo che con un bambino, un ragazzo con disabilità, quanto importante è la continuità di una certa figura importante come l'insegnante di sostegno, e questo sempre non viene garantito. Ruggina, mi può dare qualche numero? Quanti docenti mancano in Veneto? Al suono della campanella, quanti ne mancheranno, anche in maniera un po' spannometrica? Mi rendo conto che... Il punto è che siamo passati da 24 a 25 a 5.700 posti, quest'anno appunto vengono aumentati a 8.253, altre 2.400, ma ce ne sono 900 in più di incremento in deroga per quanto riguarda i precari, quindi di fatto ci sono sempre gli aventi diritto e quelli di fatto, cioè c'è un personale della scuola che è quello di ruolo e quello precario. I precari continuano ad aumentare, quindi tutta una fetta di persone che si potrebbero assumere di ruolo non vengono assunte. Ricordiamoci che tra tutti i dipendenti pubblici, penso alla polizia, penso ai ministeriali, l'unico comparto che non vede un'assunzione stabile, cioè non esistono i precari della polizia, non esistono i precari in municipio, non esistono i precari nella sanità, esistono i precari solo nella scuola, perché ovviamente sono tanti lavoratori, non vengono dati abbastanza diritti, stipendi non ne parliamo perché sono i stipendi tra i più bassi d'Europa, abbiamo anche sempre meno persone che dal sud vengono al nord, perché ovviamente se io devo pagarmi un affitto, devo pagarmi le bollette, ormai il gioco non vale più la candela per 1.600 euro al mese pagandomi un affitto a Padova
a Treviso, a Vicenza, a Verona. Quindi mancano soprattutto in Veneto, che è sempre stata una regione di transito, dove tanti, e anche questo è un altro motivo per cui non c'è una continuità, venivano a prendersi il posto di ruolo qui e poi andavano al sud. Oggi non c'è più questo fenomeno, quindi in Veneto avremo tantissimi che con la messa a disposizione, veniva chiamata MAD, oggi viene chiamato Interpello, faranno queste supplenze annuali. Ripeto però, quello che sarà a discapito dei bambini e dei ragazzi che si troveranno anche quest'anno tanti insegnanti nuovi di passaggio, precari, annuali, senza garantire un'effettiva stabilità. Quello che noi come ANIEF continuiamo a chiedere da anni è che chi ha 3 anni di esperienza, ovviamente con il titolo, possa essere assunto senza continuare ad attingere da questi concorsi che ormai sono passati anni e non viene attinta abbastanza persone per metterli in ruolo. Quindi manca voi la volontà politica. chiedete una stabilizzazione nell'interesse massiccia di lavoratori che da anni sono precari della scuola, ma allo stesso tempo anche per il bene degli studenti. Qual è la scuola messa peggio? La scuola elementare, la scuola media, sono le scuole superiori? Allora, sicuramente nella primaria noi registriamo la carenza più alta sia nei posti comuni, quindi per quanto riguarda le discipline, sia per quanto riguarda il sostegno. Qui c'è una carenza strutturale, anche qui torniamo sempre al motivo principale: perché è meno attrattivo lavorare alla primaria, perché è meno pagato, perché fai molte più ore di lavoro, c'è un impegno molto più forte, lo stipendio ancora, stiamo parlando comunque di 200 euro di differenza, non è che stiamo parlando di chissà quali cifre rispetto a un docente che ha la secondaria di primo grado o la secondaria di secondo grado. Il problema sono gli stipendi, è un lavoro che ormai, se un operaio, con tutto rispetto per gli operai, io sono figlio di operai, però l'insegnante è pagato meno degli operai dopo che ha fatto una marea di studio e ancora oggi con i 24, oggi sono i 60 CFU, sono richieste sempre di più abilitazioni. Oggi uno non ha più voglia di fare l'insegnante, non c'è nemmeno una sostenibilità finanziaria pubblica, diciamo, perché si investe in formazione. Nonostante gli ultimi rinnovi di contratti collettivi nazionali, che al pari dell'inflazione del 2021-2022 non sono riusciti a far recuperare i soldi che gli insegnanti hanno perso con l'aumento del costo della vita. Quindi sarà un inizio d'anno nuovamente amaro. Nuovamente amaro, ricordiamo anche che il bonus docente, che era un qualcosina che veniva dato agli insegnanti di 500 euro per potersi comprare almeno un tablet, un PC, qualcosa, è stato ridotto a 389 euro, quindi ormai veramente gli insegnanti tirano a campare, passano spesso l'estate i precari in NASPI, quindi sono dei disoccupati, sono i nuovi poveri ed è sempre più difficile oggi. È davvero diventa una missione, però non può essere tutta una missione in un paese normale, un lavoro deve essere in maniera dignitosa pagato e retribuito. Ecco, lei sta dicendo una cosa specifica, no? Molto spesso si parla, no? Si favoleggia anche delle lunghe estati degli insegnanti, delle lunghe ferie, però per molti non è così. Ma no, ma anche perché adesso, già la prossima settimana, quasi tutti gli insegnanti sono in cattedra, nonostante la gente pensa che siano in vacanza, perché ci sono gli esami di riparazione dei debiti e delle materie da recuperare. L'estate fino al 10 luglio con gli esami di maturità tutto devi essere comunque in servizio, ma poi ripeto, che estati sono se 250.000 circa precari fanno l'estate con la NASPI, con la disoccupazione? È un'estate più povera perché hai il 70% del tuo stipendio, che poi ti viene anche tassato col 7,30 l'anno successivo di dichiarazione. Cioè, questa è la realtà purtroppo triste e dobbiamo farci qualche domanda e magari dare più dignità a questi insegnanti che rispetto agli altri paesi europei con 1.500-1.600 euro al mese un precario, che cosa può fare oggi in Italia con gli affitti, con i costi della vita che oggi ci sono, cioè assolutamente nulla. Senta, ultimissima questione, poi andiamo sull'Ucraina. Nel 2027 ci sono le politiche, la scuola quanto conterà nelle agende, nei programmi elettorali? Io ho l'impressione che ancora una volta conterà poco, lei come la vede? Il punto è che la scuola ormai è diventata lo scaricabarile, quindi è sempre colpa della scuola, colpa quando magari qualcosa non va, quando c'è un fenomeno di bullismo, quando c'è un fenomeno, non si utilizza più la scuola come davvero investimento per le società future. La scuola ormai è diventato capro espiatorio, cioè, ma anche l'idea che noi abbiamo dell'insegnante, così come del medico, noi abbiamo visto negli ultimi anni gli attacchi fisici che ci sono stati contro i medici dei pronto soccorsi, ma anche contro gli insegnanti che davano una brutta nota o un brutto voto al proprio figlio.
la scuola dovrebbe tornare al centro, e questo tutta la politica da destra a sinistra dovrebbe valorizzare la figura dell'insegnante, che non fa altro che investire e far crescere culturalmente i futuri cittadini. Poi se la maggior parte di questi bambini e ragazzi dopo si trasferiscono all'estero, penso che sia un fallimento per tutti quanti. Ritorniamo fra pochissimo, perché fra poco Rugin ci racconterà del suo ultimo viaggio in Ucraina. Abbiamo anche delle immagini molto significative. A fra poco. Di nuovo in diretta, siamo con Alberto Rugin, abbiamo parlato dei mali della scuola. Rugin è vicepresidente dell'ANIEF, sindacato che si occupa di scuola, ma è anche rappresentante, lo sapete, di Più Europa, un attivista, ed è stato negli ultimi giorni, ha trascorso il Ferragosto sostanzialmente in Ucraina, dove va spesso, e spesso abbiamo raccontato anche dei suoi viaggi. L'ultimo com'è stato? Vi dico già che vedrete delle immagini contraddittorie. Da una parte immagini di normalità, dall'altra parte immagini invece di emergenza, di sirene che suonano, di gente che va nei rifugi. Dove è stato Rugin e che clima ha trovato? Allora, io sono partito ovviamente dalla Polonia, perché gli aerei non possono atterrare per ovvi motivi in Ucraina, quindi Leopoli, poi Kiev e poi Odessa, che non ero mai stato. E Odessa effettivamente è sicuramente la zona più calda che io ho trovato, anche perché essendo affacciata sul Mar Nero, da lì proprio i bombardamenti sono stati pesanti, anche le sirene, e stanno continuando in questi giorni. Vedete le immagini di questo ragazzo che suona il piano sulle rive del Dnipro, il fiume che attraversa Kiev, e sono immagini di apparente normalità, perché la vita va avanti come fossimo in centro a Treviso, in centro a Venezia, a Padova, quindi la gente che guarda il fiume, che si rilassa, che va al bar, che va al ristorante, che va alle giostre, e però le sirene suonano spesso, a Odessa in particolar modo, ma anche a Kiev siamo stati svegliati 4 volte dalle sirene appunto delle bombe. E quindi la gente, eccole qua, questa è la sirena che dalla finestra di Piazza Maidan, quindi da dove è partito tutto nel 2014, le proteste, le manifestazioni contro il governo Yanukovych, e poi appunto i 100 morti che sono stati fatti dai filorussi e dell'invasione della Crimea. Quindi le sirene, queste sirene suonano praticamente a quasi tutte le ore. Di notte c'è ancora il coprifuoco da mezzanotte alle 5, lì era mezzanotte e un quarto, quindi pochi minuti dopo l'inizio del coprifuoco. C'è una fetta di persone che va nei rifugi, infatti dopo io sono andato nel rifugio dell'albergo lì sotto, e secondo me sono esperienze che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita, per rendersi conto che oltre a quello che noi ci diciamo qui nelle trasmissioni, nei giornali, c'è la gente che tutti i giorni vive questa situazione da anni, ormai quasi 4 anni e mezzo, stiamo per superare ormai la seconda guerra mondiale tra poco. Quindi ecco, questa è la spiaggia di Odessa, e poche ore prima io ho visto 2 bombe cadere nello stesso mare lì davanti, però la gente va in spiaggia, la gente cerca di andare avanti, un po' come l'ultimo periodo del Covid, dove ad un certo punto le restrizioni, la gente iniziava a uscire lo stesso, la gente iniziava, perché non ce la fai più psicologicamente, dici o la vita va avanti oppure... Quindi c'è una parte di persone che vanno nei rifugi ogni ora che suona la sirena, oppure la gente dice devo vivere, anche perché la gente va a lavorare, la gente va a scuola. Questa è Anastasia, una signora che ho trovato con la figlia Luisa nel passeggino. La famiglia è bloccata nella zona russa oltre il fiume a Kherson, e il marito è al fronte, quindi una famiglia spaccata praticamente in 3. Questa è la realtà di persone che vanno avanti, hanno paura, però ti abitui, e questo è un po' l'abituarsi alla guerra, a ciò che non normale dovrebbe essere, inizia a essere normale. Dovrebbe veramente farci riflettere, perché a parola prescindere... abusata, resilienza. Resilienza, assolutamente resilienza. Poi a Odessa i droni ci sono, a me è capitato purtroppo la sera di martedì, stavamo tornando dalla spiaggia, dei droni li ho sentiti, io non so se fossero ucraini, se fossero russi. Queste sono le bombe che appunto nella mattinata di martedì mattina la sirena non è riuscita a intercettarli, quindi non è suonata la sirena, io ho sentito direttamente le bombe alle 6:15 del mattino, sono 2 appunto lì di fronte al mio albergo sul Mar Nero,
e dopo sono suonate tutte le sirene, adesso vedete anche questa è la prima e dopo pochi secondi eccolo qua il fumo della seconda. E questa è proprio la quotidianità. Zelensky adesso ha chiesto una tregua almeno per quanto riguarda il mare, perché Odessa ha questa diciamo, zona geografica dove possono arrivare droni da est e anche appunto dal mare, quindi Odessa è veramente sotto pressione in maniera forte. Poi l'albergo dove ero io pochi giorni prima, il palazzo a fianco era stato colpito. Poi ti trovi al bar, ad un certo punto dopo una settimana che sei lì ti stai bevendo il caffè, ti guardi intorno, la gente ormai fa finta di nulla, tu ti preoccupi perché c'è anche l'app che ti dice guarda che c'è un allarme bomba, ma la gente sta lì e continua a bersi il caffè. È abbastanza surreale, ripeto, un'esperienza che chiunque, non è un viaggio, non è turismo, non è vacanza, diciamo è un viaggio esperienziale per capire che a un'ora di aereo da qui, perché non stiamo parlando di qualcosa che c'è molto lontano, alle porte d'Europa, c'è tutto questo. Questa avete una bomba che è stata lanciata, ci sono macchine, ci sono residui di carri armati russi che sono stati portati nel centro di Kiev, vengono esposti, vengono proprio per far vedere la differenza anche tra l'Ucraina, che comunque nonostante tutto è una democrazia, ci sono manifestazioni anche ieri in piazza contro le dimissioni del ministro della difesa, è una democrazia che mostra che cosa accade, ci sono tantissime foto, bandiere dei morti in piazza Maidan, è una democrazia che mostra quello che accade, a differenza appunto della Russia che quasi ormai 1 milione di morti russi non si fa mai vedere che cosa accade. Ma senta Rugin, questa abitudine alla guerra significa che forse nemmeno più il popolo ucraino crede alla fine del conflitto? Quello che io ho sentito e raccolto in questi giorni è che se anche c'è un po' di opposizione al presidente Zelensky, non la nascondo, c'è una compattezza, un'unità nazionale che a prescindere tutti dicono, nonostante ho visto anche funerali, ho visto carri funebri arrivare dal fronte, andiamo avanti, non ci arrendiamo, non c'è minimamente una persona che ti dica dobbiamo arrenderci, dobbiamo... quindi io penso che la diplomazia internazionale non so quanto potrà fare, perché ormai veramente anche siamo a un anno dall'incontro Trump-Putin in Alaska, credo che qui sarà veramente un logoramento e sarà da vedere chi si logora prima, perché l'Ucraina negli ultimi mesi ha dimostrato attraverso la fabbricazione di droni e anche il lancio l'altro ieri su Mosca, colpendo importanti petroliere, importanti basi aeree e militari, di poter colpire sul suolo russo. Io penso che davvero sarà una questione di chi cede prima, ormai non credo che sarà la diplomazia... un logoramento. Esatto, quindi incideranno poco anche le dinamiche del voto il prossimo anno in Europa, Italia, Francia chiamate alle urne? Ma sicuramente c'è una propaganda russa che ormai ha superato i confini dell'Ucraina, che va in Francia, che va in Germania, che ci sono dei partiti che sono stati, è stato documentato, finanziati dalla Russia di Vladimir Putin e non sarà da sorprendersi se nei prossimi mesi ne scopriremo altri. La Russia ha interesse a sostenere, ecco, vedete l'immagine di Luna Park, la gente va a Luna Park e poi scoppia la bomba dopo mezz'ora. E ci sono questi partiti nazionalisti che avanzano, c'è anche Futuro Nazionale in Italia, che hanno un interesse enorme ad avere un'Europa debolissima che poi si spacca su tutto e non è più unita nel sostenere l'Ucraina, perché ricordiamoci che oggi l'Europa copre quello che gli Stati Uniti non riescono più a dare all'Ucraina, quindi un'Europa divisa è un'Europa più fragile e se perde l'Ucraina poi perde l'Europa, ricordiamocelo, perché le minacce contro la Lettonia e la Moldavia sono di poche ore fa, quindi si aspetta una provocazione in un paese nato e poi vedremo che cosa accade. L'Ucraina è la frontiera di tutti noi, di tutta l'Unione Europea, che ci piaccia o non ci piaccia, che ci stia simpatico Zelensky o non ci stia simpatico. L'Ucraina
è la porta d'Europa. Grazie Alberto Ruggin, torneremo chiaramente ad aggiornarci con lei come facciamo sempre. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato fino a qui, avete visto è una giornata segnata da tanti fatti, rientriamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, subito dopo la sigla c'è Casa Pappagallo con le ricette del giorno e poco dopo le 4 un film di Woody Allen del 2010, una coproduzione statunitense e spagnola con Antonio Banderas tra gli altri. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, il titolo, quindi un pomeriggio da non perdere su Antenna 3. Grazie davvero per l'attenzione, grazie a Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo dalla regia, buon proseguimento.